La scorsa stagione è stata quella della bellezza, gol, spettacolo, vittorie, tutto ti va bene, ma non possiamo essere sempre splendidi e fantastici. Quel senso di perfezione è raro, ma la realtà è diversa, soprattutto quando sali di livello è tutto più difficile, la realtà è imperfetta e complicata. Quando le cose non vanno sempre come vorresti, quando perdi pezzi per strada, non è più il momento di essere belli. Devi essere tenace, stringere i denti, difendere quando è necessario, ma negli attimi decisivi, quando c'è da determinare, essere cattivi, determinati, condurre la barca in porto, acciaccati ma veri. La scorsa stagione la ricorderemo per la bellezza, questa è stata l'annata della tenacia e non c'è niente di più autentico. È iniziata nel frattempo Pompei-Enna, attacca il Pompei con Agnelli, allarga verso Cuciniello, guarda al centro dell'area di rigore, fa partire un traversone, Puntoriere tutto solo, spara su un difensore ma c'è calcio di rigore. Parte Puntoriere che spiazza il portiere e porta in vantaggio il Pompei al terzo minuto. I rossoblù sono già avanti con il centro di Puntoriere. Titolare quest'oggi Fabiano Pirone, uno dei prodotti del settore giovanile. Attenzione a Casa di Dio, il cross al centro per la girata e poi Bamba a rete. Ha pareggiato Lenna sulla gran giocata di Cicirello. Bamba piazza la zampata dell'1-1. Poi c'è un po' di spazio per Aperi che è venuto incontro, un po' lontane le linee di difesa e centrocampo del Pompei. Bamba tutto solo, Bamba entra in area, salta il portiere, poi costretto a defilarsi. Alla fine scarabocchia. E qui altra chance per Lenna, ancora un calcio d'angolo. Pompei sta chiudendo bene gli spazi. Cross, forse c'è fallo, non è così secondo l'arbitro. Poi il tiro deviato a sostenere la squadra oggi, questo appuntamento fondamentale. Aperi all'interno dell'area, la conclusione sul fondo. Lancio bello dall'altra parte per Cuciniello, ferma tutto D'Amore, poi Puntoriere da regista offensivo, allarga per Bocchetti che calcio al volo! Moreso apre tutto a sinistra, pallone per Casa di Dio, era stato servito da D'Amore, il suo cross, Bamba, il controllo, l'uscita di Allocca e calcio di rigore. E calcio di rigore. Che arriva adesso Cicirello contro Allocca, parte Cicirello e spiazza Allocca, così come aveva fatto Puntoriere al terzo. Cicirello al 46esimo del primo tempo porta Lenna in vantaggio 1-2 e finisce qui il primo tempo, proprio sulla sirena, sul gong, il gol di Cicirello che ribalta la situazione. Cominciato adesso il secondo tempo, del metro di giudizio da parte del direttore di gara, che è stato omogeneo, è stato coerente. Gran pallone di Puntoriere per Cuciniello che può andare all'1 contro 1. Cuciniello, le finte, va sul fondo Cuciniello, il cross col mancino. Dovrebbe rilevare Agnelli, ma seguiamo questa azione con Bocchetti che guarda all'interno dell'area, finta il traversone, va invece da Pirone che si aspettava, attenzione Bocchetti, si continua a giocare, c'è una partita da raddrizzare e allora seguiamo la Collenna. Questo tiro cross, Cicirello, la sponda, attenzione all'ingresso in area, alla conclusione ed il gol ha segnato Nardella, 3-1 per Lenna. E evidentemente non era dello stesso avviso. Attacca Calombola che prova la conclusione secca. Hanno avuto il merito di stare compatti, di crederci e alla fine di meritare di esserci anche l'anno prossimo in Serie D. Finisce 3-1 per Lenna, anche Lenna festeggia la salvezza e con un dolce arrivederci alla prossima stagione ancora in Serie D.